Il friulano vince la sfida dei social, l'esperienza maturata da Arlef con le proprie piattaforme online diventa un modello europeo. La comunicazione social di Arlef è considerato un modello europeo, un attestato che ci riempie di soddisfazione e che ripaga gli sforzi profusi per la promozione della lingua friulana attraverso i mezzi online. È il commento dell'assessore regionale alle autonomie locali con delega alle lingue minoritarie Pierpaolo Roberti a seguito del riconoscimento delle piattaforme social di Arlef, l'agenzia regionale per la lingua friulana, come modello europeo nell'ambito del progetto Cross Term cofinanziato dall'Unione Europea attraverso il programma Interreg Italia-Slovenia. Dal 2020 a oggi il profilo Instagram dell'Arlef è passato da 4.850 a 15.435 follower, con una crescita del 218%, mentre quello su Facebook è salito da 11.486 a 26.466 follower, per un aumento del 130%. Il profilo TikTok dell'agenzia, denominato TikTok Furlan, in poco più di 3 anni ha raggiunto 20.500 follower e genera in media oltre 10 milioni di impressioni all'anno con brevi pillole di lingua friulana. A questo si aggiunge Yupaltubo, il canale YouTube nato nel 2022 con giovani creator under 30 che oggi conta 140 video, circa 18.000 iscritti e sfiora il 1 milione di visualizzazioni annue. Alla base del successo, spiega in una nota Arlef, vi è una strategia sviluppata in collaborazione con un team di professionisti della comunicazione che ha saputo portare il friulano dentro la contemporaneità, puntando su contenuti visivamente impattanti, linguaggi attuali e un forte coinvolgimento degli utenti. Oggi, conclude l'agenzia, la comunicazione digitale rappresenta una delle opportunità più potenti per garantire vitalità e futuro alle lingue minoritarie.